Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo di in quest'altra dispensa della serie Pinguino, Picchio e Zampa, è la dispensa volume 5, il quinto volume della raccolta di grafici, circuiti radionici, quadranti e così via. Vediamo insieme un pochino quali sono i quadranti contenuti in questa importante dispensa e li commentiamo insieme così da vedere il loro utilizzo. Al solito potete scaricare la vostra copia gratuita sul sito www.ilcapitano.altervista.org e stamparla così da poter utilizzare poi questi quadranti in modo gratuito. Allora, vi ho già mostrato la copertina, salto le prime pagine dove ci sono alcune spiegazioni che comunque poi troverete e andiamo al primo circuito che è il labirinto di Amiens. Questo è molto importante laddove vogliamo creare un ambiente armonizzato e che ci permetta appunto di concentrarci sulla meditazione oppure incanalare le energie telluriche che vengono appunto raccolte dalla spirale e mescolate, insomma, lavorate insieme alle forze cosmiche. In questo senso, qualsiasi cosa posta al di sopra del labirinto viene vitalizzato intanto perché ha una forma a decagono e dunque anche questo implicitamente all'interno dello sviluppo della geometria spirale porta appunto sempre i valori del decagono, perciò valorizza, ma energizza anche e dunque è importante anche per una forma di riequilibrio, soprattutto laddove ci sia una carenza dal punto di vista fisico e non solo, permette appunto, come ho detto, di creare un ambiente sacro, di introspezione, meditazione e così via. Per quanto riguarda la sua operazione di vitalizzazione, potremmo utilizzare il solito l'espediente di programmare e caricare l'acqua, dunque anche una brocca, volendo, una brocca trasparente può essere posta al di sopra del labirinto e lasciata agire almeno 10 ore. Al mattino, dunque questo può essere fatto la sera, no? Al mattino poi viene bevuta a digiuno, questo sempre per migliorare, perfezionare al massimo appunto la sua funzione. Ma non solo, si è visto che può agevolare anche la cicatrizzazione, l'aspetto generale della pelle, dunque si può applicare anche sul viso e così via. Per fare sonni tranquilli può essere messa sotto al cuscino o al di sotto del letto per una cosa un po' più, diciamo, per un sonno più riposante. Ecco. Abbiamo poi un altro bellissimo circuito che è il dinamizzatore, è un grafico basato sulla bobina Irania, molto conosciuta in Giappone. E questo diciamo che accelera e dinamizza le energie di bevande, alimenti e così via. Dunque anche in questo caso potremmo porre al di sopra del nostro circuito quello che, quello che stiamo per mangiare, insomma, o anche per esempio per permeare gli ambienti, basta anche solo esporlo in un luogo, oppure ad esempio per aiutare anche i nostri cristalli se usiamo fare cristalloterapia ponendoli al centro. Vediamo poi quest'altro che si basa sulle geometrie di Luxor o Karnak, lo vedete in bianco e nero nelle varie tonalità di grigio, ma nella dispensa originale, cioè nel PDF, sono colorate, ma non cambia nulla se stampate in bianco e nero, dunque nelle tonalità di grigio, dal punto di vista vibratorio in astrale non cambia. Perciò potete tranquillamente stampare anche voi da casa, se avete una semplice stampante in bianco e nero non è un problema. In questo caso
se esposto e direzionato a nord, orientato a nord, anche se noi abbiamo qui un disimpregnatore che permette appunto di tenerlo sempre scarico e ripulito da energie che possono congestionarsi. Comunque, dicevo, orientato a nord converte i campi elettrici negativi. Questo è molto utile per quello che è il sovraccarico elettrostatico che si crea in un ambiente dove ci sono elettrodomestici o comunque l'uso appunto dell'energia elettrica. In questo caso comunque possiamo controllare con il pendolino o un eventuale biotensor la posizione più adatta per sistemarlo a casa, ecco, a caso in qualsiasi ambiente dove vogliamo appunto questi benefici. Abbiamo successivamente il fiore della vita. Beh, questo penso che tutti conoscano ormai questo disegno, questo grafico. Chiaramente è stato utilizzato dalla radionica, non è originario della radionica, ma è un simbolo fortissimo e per chi riesce a vederlo all'interno è schematizzato l'albero della vita cabalistico. Dunque immaginiamo l'importanza di questo simbolo o utilizzato anche per l'impregnazione dell'acqua, per esempio, ma si può anche utilizzarlo in un quadretto appeso a casa da qualche parte, ecco, in qualche parete e così via. Se viene usato per la carica dell'acqua, anche qui è bene lasciarlo per un bel po', magari tutta la notte, poi il giorno dopo bere l'acqua. Abbiamo poi un decagono, ora ve lo mostro. Abbiamo il decagono, il triplo decagono, l'abbiamo già visto in qualche altra occasione, ma in questo caso il decagono semplice, cioè quello con un solo decagono. In questo caso l'uso qual è? Serve appunto a vitalizzare, diciamo così, e attivare testimoni artificiali, cioè laddove noi non avessimo un capello o qualche altra componente organica della persona, noi possiamo utilizzare un foglietto di carta, l'abbiamo già detto in altre occasioni, dove scriviamo appunto nome e cognome, la data di nascita della persona, qualche altra indicazione che possa essere appunto di supporto per rendere il testimone ancora più unico, più come dire, specifico, e lo possiamo porre all'interno del decagono. Resterà all'interno del decagono per almeno un'ora. In questo caso avremmo eliminato le interferenze, gli influssi negativi che possono essere di disturbo sul testimone, a maggior ragione visto che è un testimone non diretto ma un testimone artificiale, e lo avremmo anche vitalizzato, perciò portato al pari della vibrazione del testimone originale, cioè della persona sulla quale vogliamo lavorare. E dunque è importante per tante lavorazioni radioniche che si fanno a distanza, su terze persone, ma anche per collegare appunto a livello vibratorio il testimone artificiale con la persona interessata. Qui abbiamo un circuito radionico oscillante. Questo circuito radionico, sebbene non sembri, si rifà alle geometrie della spirale e in realtà è una spirale aperta in questo caso, come vediamo, ma questo permette appunto, crea un'oscillazione dal punto di vista astrale e dinamizza e carica anche a livello terapeutico il testimone che viene posto al di sopra. Era usanza anche tempo fa usare monili di rame a forma di spirale o anche avvolti intorno alle caviglie o ai polsi, proprio perché permettevano di dare una grande spinta, una grande carica energetica alla persona che li indossava, inoltre isolando la persona da influenze negative. È qualcosa che viene ancora fatto in certi contesti, per esempio non a livello di persona, ma anche a livello, per esempio, intorno a delle tubature, se vogliamo
vitalizzare l'acqua, caricarla di una energia anche più spirituale, ovviamente mantenendo i giri sempre in numero dispari, intorno alle tubature, ecco, diciamo così. Ma è un suggerimento, dico, potete informarvi, ma possiamo comunque fare la stessa cosa caricando appunto l'acqua o qualsiasi testimone posto al centro di questa spirale. E scherma, potenzia e trasferisce anche rimedi a distanza. Allora, successivamente abbiamo lo scudo protettore. Ecco, questo è uno strumento di difesa, serve a riequilibrare dal punto di vista psicologico, ma anche protegge da qualsiasi aggressione. Ovviamente le aggressioni si intendono sempre dal punto di vista negativo, non esistono aggressioni positive, a meno che qualcuno non sia particolarmente espansivo e vi abbracci con troppa forza, ma non è questo il caso. È chiaro che intendiamo qui di difenderci da aggressioni negative a distanza. Esistono, chiaro, dei circuiti più potenti di questo, ma è già un ottimo rimedio. Si posiziona il testimone al centro del grafico, sulla croce qui, e si lascia agire per almeno 10 minuti. È comunque forte perché bastano 10 minuti per una protezione di 36 ore, ma non è un grafico che possiamo utilizzare in modo continuativo. Per questo comunque viene sempre associato ad altre protezioni sempre radioniche. Abbiamo qui un grafico per la valutazione dei chakra, ovviamente la sagoma di una donna, poi ci sarà quella per l'uomo. In questo caso basterà chiedere mentalmente, visualizzando il soggetto interessato, in questo caso ovviamente una donna, e con un dito toccare i vari chakra e con la mano ovviamente libera e con l'altra, insomma, verificare col pendolino, con l'aiuto magari di un altro circuito, di un grafico per la valutazione, per vedere se è fermo, se è insufficiente, sufficiente, discreto, buono. Comunque esistono appunto questi circuiti anche in altre dispense, l'avrete visto. E in questo caso appunto è una valutazione mirata. Come vedete e come penso saprete, i chakra non sono solo sulla parte anteriore del corpo, cioè non sono solo sul davanti, ma alla stessa altezza corrispondono posteriormente gli stessi chakra, hanno doppie aperture dunque. È importante quando si fa la valutazione dei chakra appunto verificare sia l'apertura avanti che quella posteriore, per un massimo equilibrio. In questo caso, ecco, se vogliamo possiamo integrare, come ho detto, con un altro circuito per vedere un circuito di valutazione, può essere anche il circuito della valutazione del lavoro, per vedere come funzionano i chakra, altrimenti vedremo semplicemente il pendolino che gira in senso orario. Se il chakra è valido, è buono, funziona, è chiaro che maggiore la sua energia, cioè maggiore l'energia del pendolino mentre viene interrogato su un determinato chakra, perciò più ruota vigorosamente in senso orario e più il chakra è buono, positivo, aperto, funzionante, e ce ne rendiamo conto appunto sulla base dell'oscillazione. Se invece ruota in senso antiorario, il chakra ha qualche problema o è fermo oppure ci sta segnalando delle altre cose. E dunque staremo a vedere in che modo gira, quanto gira e come gira. Lo stesso dunque dicasi per l'uomo. Ecco qua. E abbiamo ancora poi il biometro in angstrom, che è un po' sempre per la ricerca dei bovis. Questo l'abbiamo già visto con un aspetto lievemente diverso. Quello che cambia con l'altro
che siamo soliti vedere, che vi ho già mostrato in altre dispense, è che qui la vibrazione sale moltissimo, mentre l'altro arrivava a 24.000 bovis, qui siamo oltre i 100.000, per interrogazioni dunque importanti su cose che appunto irradiano moltissimo e che non si possono appunto misurare con l'altro quadrante. Se appunto vi dovesse capitare di utilizzare l'altro quadrante, quello dunque che si ferma a 24.000, e vedere che tende a superarlo e poi non riuscendovi a rispondere per quello che è la misurazione dell'altro quadrante, comincia a girare in tondo, allora tirate fuori questo. È chiaro che in quel caso quel quadrante non è sufficiente per la misurazione che state facendo, e dunque prendete questo e sicuramente vedrete che il pendolino andrà a oscillare oltre quello che era il limite dell'altro. Con questo ho concluso la carrellata di quadranti e circuiti presenti nella dispensa numero 5 di picchio, pinguino e zampa, e vi rimando al prossimo appuntamento, alla prossima condivisione. Grazie per avermi ascoltato fino qui, vi auguro un'ottima giornata e vi abbraccio con affetto. A presto dalla vostra Hildegard.